Ora in onda la rassegna stampa. Cioè, ma lo sapete la domanda che mi ha fatto il regista Simone prima di cominciare la diretta? Ma perché la metti la base? Cioè, ragazzi, la base è importantissima, la base iniziale, quella che sentite adesso in sottofondo. Alza, pompala un po', fammela sentire. Pompami la base, pompa, 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 su, di più, ancora, godo, basta. A cosa serve la base a quest'ora? Serve a tenerci svegli, a far capire che non è una rassegna stampa. Signore e signori, buongiorno. No, quelle serie, quelle anche belle, le faceva Giulio Cainarca. È finita l'era della rassegna stampa bella di Giulio Cainarca. Scherzo, naturalmente, però era davvero la più amata, la più ascoltata, la più... lo so. E il Cainarca è passato alle 10, lo sentirete alle 10 anche questa mattina con una nuova trasmissione che è potentissima, devo dire. 10:30, va bene. Oggi è martedì. Ma che regista precisino oggi, davvero. C'è Claudio Borghi Aquilini. Oggi c'è Claudio Borghi Aquilini. Sapete che poi è un momento anche particolare. Dazzi, mica Dazzi. Claudio Borghi l'aveva detto fin dall'inizio. Sganciamoci da questa Europa. E lo ridice ancora adesso perché, lo sapete, non c'è nulla di definitivo. Infatti io non farò oggi la rassegna stampa perché qualunque cosa dica vengo smentito nelle prossime ore. Quindi che parlo a fare? Me lo chiedo. Chiudiamo la parentesi. Cainarca, quindi alle 10:30. La rassegna stampa di Sammy Varin non è una rassegna stampa, anzi non facciamo manco quello oggi perché ci gira così. Cerchiamo di avere un po' di ritmo, cerchiamo di essere simpatici e non sempre mi viene. Chiedo scusa naturalmente per quelli che mi scriveranno anche oggi dicendo perché non fai la rassegna stampa, stai perdendo tempo. E lo so, avete scelto un canale diverso, Radio Libertà, e sapete che faccio? Vi dico anche buongiorno da Sammy Varin. Sono le 7:34. Buongiorno anche a chi ci segue nelle repliche e anche nei podcast. Siete in tantissimi poi che andate su YouTube e su Facebook cercando Radio Libertà, ma soprattutto cercando Lega Salvini Premier. Migliaia di celoduristi ascoltano la rassegna stampa di Sammy Varinisti che va in onda la mattina dalle 7:30 alle 9:30, ma poi chiaramente su YouTube ve la riascoltate nel corso della giornata. Grazie, lo so, anche oggi dirò cose che vi piacciono e che non vi piacciono, ma tirando l'acqua al nostro mulino. Oggi c'è una bella intervista di Luca Zaia, oggi si parla anche di Gianni che ancora non si è messo d'accordo, ma allora cosa fa in Toscana Gianni? Lo riconfermano oppure no? Tutto questo corroborato dai vostri WhatsApp, che siate leghisti, che siate comunisti, potete scrivermi, certo, commentando le notizie che vado a leggervi. Il numero per i vostri WhatsApp, solo WhatsApp, non SMS, solo WhatsApp, non SMS, è 340 67 09 659 340 67 09 659. E mi tuffo subito sul quotidiano che non vi aspettate perché mette una notizia che solo lui dice questa cosa. Vado su Italia Oggi. Che cosa dice oggi Italia Oggi che nessun altro dice e che potrebbe influire sulla nostra futura vita? Non sono dazi, non è un articolo su Sinner, non c'è neanche, non c'è neppure Saviano che piange. Io ieri mi sono dimenticato di citarlo, Saviano che piange, e tutti siamo un po' dispiaciuti per Saviano che pianga. Signori, Roberto Formigoni rientra in politica. Non aspettavamo altro. Formigoni qui in Lombardia è una potenza, ragazzi, con il suo movimento
per un'Italia migliore. Se chiama in sci. Roberto Formigoni torna in politica, la notizia era nell'aria. Da mesi si avvicendavano sui giornali resoconti di proposte di candidature, di interventi alle convention di Forza Italia e di sortite al Pirellone e alla Camera. Ora però la cosa è ufficiale, sancita dall'atto di costituzione del movimento per un'Italia migliore. PIM! PIM! Si chiama così, per un'Italia migliore. PIM! Redatto, controfirmato dallo stesso Formigoni in veste di presidente onorario, oltre ai 28 soci fondatori provenienti da tutte le regioni, lo scorso 10 luglio presso lo studio notarile Olivares a Milano in Via Larga. Entro la fine del mese si terrà inoltre l'assemblea per assegnare le cariche sociali e con queste avviare la piena operatività del nuovo soggetto politico. Signore e signori, il nuovo movimento di Roberto Formigoni, che qui in Lombardia ne ha passate di tutti i colori, anche noi ne abbiamo passati di tutti i colori con Roberto Formigoni, in senso positivo, e ritorna in politica con PIM, per un'Italia migliore. Oggi solo su Italia Oggi, che come titolo principale però c'ha questo: errori contabili rettificabili. Ok alla correzione semplificata delle inesattezze, purché non ancora note al fisco. Si vuole così evitare l'invio di troppe dichiarazioni dei redditi integrative. Quindi novità sul fronte fiscale. Noi, devo dire, aspettiamo una nuova rottamazione delle cartelle. Lo dico perché ho ricevuto parecchie segnalazioni da ascoltatori di Radio Libertà di problemi. Che problemi? È che se tu hai rottamato le cartelle, stai pagando le tue belle rate scontate, può comunque capitare che una rata la paghi in ritardo, anche solo di pochi giorni. E se questo accade, attenzione, perché rottamate la rottamazione, bisogna fare tutto da capo e c'è qualcuno che spera, che confida, confido e giuro, leggono l'infinito futuro, ricordo bene? Speriamo, confidiamo, certo, che la Lega, di solito lo fa verso fine dell'anno, quando si fa la finanziaria, eccetera, proponga una nuova rottamazione. Quinques si chiama, perché ha fatto la sua bella dichiarazione, non è riuscito a pagare perché a volte ci sono veramente problemi di free from, di soldi non ci sono, e paghi magari in ritardo di qualche giorno. Ci buttiamo nei quotidianoni? No, lo so. Qualcuno mi dice: e che fine ha fatto? Che fine ha fatto l'Unità? Che fine ha fatto? Lo so, perché ieri era lunedì, scusami, cioè lunedì non è che escono tutti i quotidiani. Sì, va bene, dai, già che sono qua, vi porto sui giornali che vi fanno un pochino più arrabbiare. D'altronde un po' di pepe in culo a quest'ora ci vuole. Il Manifesto, eccolo qua, il vostro quotidiano di riferimento, titola questa mattina: europei, con la faccia di Zelensky in mezzo a bombe e carri armati. Ecco le armi americane per l'Ucraina. Ma le pagate voi. Il grande annuncio di Trump, grande annuncio tra virgolette, è che la guerra va avanti, ma a spese di qualcun altro. Ultimatum a 50 giorni e minaccia di dazi al 100% per Putin. Ma alle minacce di dazi per l'Unione Europea non credono più neanche le borse. Europei, la prima pagina del quotidiano comunista Il Manifesto, che mette sotto però la solita notizia, che solita è un'eresia, perché effettivamente siamo un po' stanchi che accadano queste cose. Virgolettato: i bambini sempre in fila per gli aiuti. Negoziato al palo, a Gaza rabbia per la strage di minori avvenuta domenica. Continua il massacro dei più deboli e l'uso della fame come arma di guerra nella striscia di Gaza. Così il quotidiano che giustamente leggiamo, perché magari dice delle robe che ci fa arrabbiare, però sono anche robe che hanno un fondamento, non sempre un fondamento di verità. Sì, tu dici, hai letto il quotidiano comunista e non leggi Il Secolo d'Italia, Telchi, Secolo d'Italia,
The Final Countdown. Trump dà 50 giorni a Putin per la pace, poi sanzioni molto severe, subito le armi a Kiev, con naturalmente l'editoriale di Roberto Gemma, ma in primo piano, più sotto, siamo sempre sul Secolo d'Italia. Schlein 3 ore a colloquio con Gianni, 3 ore, Schlein e Gianni e Schlein, 3 ore, ma è buio pesto in Toscana. La segretaria Demmi incontra il governatore che si è autocandidato. Ne escono con dichiarazioni di pace, ma senza nulla di concreto. Non va meglio in vista delle regionali di Campania e Puglia, ma i problemi non sono solo elettorali. I Dem sul territorio esplodono, al di là degli appuntamenti con le urne. Eleonora Guerra ne parla quest'oggi nel quotidiano Il Secolo d'Italia. Non dice niente sul centrodestra, ma oggi insomma ci si riunisce per sapere qualche cosa di più anche all'interno del centrodestra sui possibili candidati in futuro, ma tra poco arriviamo anche al Veneto, a Luca Zaia, che ha detto e ha fatto cose, o comunque medita di farle. Io mi vado sempre a cacciare in questi guai, perché poi dopo io c'ho degli ascoltatori veramente, ma sono contento, di sinistra, che poi mi richiedono, è come non gli dai un contentino, dico allora vogliamo anche questo, quell'altro. Sai le richieste musicali che si facevano un tempo sulle radio locali, no? Ecco, qui non si fanno richieste musicali, ma si chiedono giornali. Bene, vado a cercare il quotidiano L'Unità, eccolo qua, altro quotidiano che ci fa rabbrividire, ma a me piace farvi soffrire. Orrore peggio del Vietnam, uccidono i bambini che chiedono l'acqua. Apertura assolutamente seria. E signori, io non posso che condividere. Esercito di Netanyahu continua a massacrare innocenti a Gaza. È lui, Piero Sansonetti, che fa l'editoriale oggi sul quotidiano L'Unità, ma di spalla c'è pure Stefano Levi della Torre, Israele e la pulizia etnica. Chiaramente, se vi interessa l'argomento, e un pochino dovrebbe interessare tutti, perché abbiamo altri problemi, lo so, però è tempo di dire basta. Oggi il quotidiano L'Unità mette a tutta pagina queste argomentazioni. Ma io mollo l'Unità, faccio finta che non sia successo assolutamente niente e vado sul quotidiano Avvenire, perché Avvenire liquida tutto ciò che sta accadendo, dazi, mica dazi, e che Sammy Varin sfiora ogni giorno nella rassegna stampa, perché come vi dicevo, dico una cosa, tra 2 ore vengo sputtanato completamente perché ho detto un'eresia, una cosa falsa. Bene, Avvenire liquida tutto dicendo semplicemente il prezzo non è giusto, signori, e questo vale per tutto, vale per i dazi, vale per la nostra vita quotidiana che costa sempre di più, vale anche a quello che succede nel mondo del lavoro, ad esempio per il nuovo caso di caporalato nella moda. È forse l'unico quotidiano che la mette così in risalto questa notizia. Nel mirino dei PM milanesi la filiera di Loro Piana, signora, roba importante che ha comprato chissà quante volte, ai subfornitori cinesi un compenso da 80 euro per capi poi messi in vendita a oltre 1.000, che è una roba che un pochino immaginavamo che succedesse, ne avevamo parlato, noi siamo una radio di controinformazione anche forse 10 anni fa, che fanno lavorare i cinesi, ma anche gli stilisti italiani, quelli fighi, no? Comprano la roba cinese a poche euro e poi la rivendono tutta infiocchettata, ma è cinese, a migliaia di euro. Beh, signori, Avvenire lo mette in prima pagina: giacche di cashmere pagate 80-100 euro ai laboratori cinesi con dormitori annessi, vendute in negozio a 1.000-3.000 euro. Una giacca di cashmere cinese.
che quante volte ci siamo chiesti, ma è cinese sta roba? Sì, ma non lo scrivono. Manodopera in nero, irregolare, costretta a dormire negli opifici, minacciata, picchiata. E quanto emerge dall'ultima inchiesta della Procura di Milano sul caporalato nella moda. È finita ieri in amministrazione giudiziaria Loro Piana, ultima di una serie di inchieste analoghe su altri marchi. E a proposito di sfruttamento, a Taiwan esplode il caso dei 20.000 schiavi filippini e indonesiani. Sui dazi riparte il tira e molla, centropagina su Avvenire, dopo l'invio della lettera che minaccia nuove tasse dal 1 agosto anche sulle importazioni all'Unione Europea. Trump si dice sempre aperto a colloqui. Vedi che facciamo bene a parlargli con sto Trump, che cacchio, ma non mandate la von der Leyen. Bruxelles conta di trattare per evitare l'aliquota del 30%, ma prepara anche le sue contromisure, lo vedremo tra poco. Il bazooka spaziale. Bazooka spaziale! Intanto in Italia le imprese si sentono... Rido di me stesso, diceva sei deficiente, spari le cacchiate e poi ridi da solo. Perché io immagino che voi a casa ridiate. Ridete? Lo chiedo per un amico, ridete? 340 6709 659, perché se devo guardare il regista praticamente non c'è una cosa che lo smuova, no? E io mi baso sui vostri WhatsApp 340 6709 659. Vorrei che ogni stupidata che dico, come sai in quei filmettini, no, che c'è sempre il pubblico che ride a qualunque cosa che uno dice ma cosa ridono che non ha fatto ridere nessuno. Ecco, vorrei che almeno l'iconina con l'emoji con la risata. Sì, sto perdendo tempo, lo ammetto, sì. Intanto in Italia le imprese si sentono sotto scacco, chiedono di scongiurare una guerra commerciale. Qualche tensione nella maggioranza con la Lega che ventila un negoziato diretto con gli Stati Uniti e Fratelli d'Italia e Forza Italia che la frenano. Attention my friend, e stamattina alle 9:40 abbiamo Claudio Borghi Aquilini che tornerà all'attacco su questo fronte, dicendo che lui l'aveva detto e che comunque siamo ancora in tempo. Ok? Dove sono? Ancora su Avvenire. Eh sì, perché comunque sulla destra basta con la follia di Gaza. Appello ecumenico dei patriarchi Pizzaballa, Teofilus Datai, qui la legge e il potere. Caritas Gerusalemme chiede una vita normale per la striscia di Gaza, ma ci sono ancora morti. Questo ed altro sul quotidiano Avvenire, ma noi ci tuffiamo su altri argomenti, lo sapete, certo, sì, vi porterò anche a parlare di dazi, il bazooka spaziale sicuramente, però dal Corriere prima tiro fuori una delle polemiche del giorno. Sono due quelle che trasudano dal Corriere. Ti piace come termine trasudano? È un giornale che suda oggi il Corriere. Allora, titolo principale: Trump prova a spaventare Putin. Donald d'accordo su Kiev in 50 giorni o dazi al 100%, sia i Patriot ma li paga la NATO. Zelensky nomina una nuova premier. Dazi, che questa è una notizia che però non ha fatto notizia, lo mettono così. Zelensky nomina una nuova premier. Anche Sammy, l'hai sentita come l'ha letta Sammy? Cioè come fosse, Zelensky non è più il premier ucraino? Vorrei una risposta. Dazi, l'Unione Europea tratta ma pronte le contromisure. Il leader USA derubati per anni da amici e nemici. In poche parole, insomma, è incacchiato questo Trump perché abbiamo comprato poco, cioè loro hanno comprato tantissimo da noi in questi decenni, dall'Europa e soprattutto dall'Italia e ancora più dalla Germania, ma noi abbiamo comprato poco. Senza contare che ogni roba, ogni software, ogni congegno, eccetera, comunque passa dall'America, no? Ma tu dici che è cinese, sono loro che comprano dai cinesi e noi compriamo da... Vabbè, fatto sta, siamo sul Corriere. In spalla c'è ancora Sinner, chiaramente una vittoria bellissima che non smettiamo più di festeggiare. Oggi Sandro Veronesi scrive: Sinner il sogno
e io che penso a quel muscolo di Dimitrov, muscolo, c'è scritto così, e chiaramente io mi chiedo soltanto quale sarà la prossima pubblicità che faranno fare a Sinner, cosa venderà questa volta, ma io sono uno scurlin, come diceva mia nonna. In centropagina, signori, condannato il boss che lo minacciò, le lacrime di Saviano. Oh, nessuno che lo ha cagato e io una volta tanto sono dalla parte di Saviano. In aula ieri il giudizio d'appello, 1 anno e mezzo al capo clan Bidognetti, Saviano piange e nessuno lo guarda. E non è una cosa bella questa cosa, stiamo scherzando, qui si parla di cose molto gravi, di minacce, della scorta, che poi qualcuno gliela voleva togliere ma non era vero e allora lui non gli ha dato la mano, che palle, oh. Tutte scuse per fare polemica ancora con Salvini, con la Lega, che dopo un po' uno dice vabbè, Salvini ti dà la mano, Saviano, e dagliela sta mano, dai, siamo esseri umani. Niente, vergognati, gli ha detto. Chiara e DNA, il test conferma è di ignoto 3, signori, e c'è qualcun altro che è passato da quella scena dopo tutti questi anni. Sembra incredibile che si tiri fuori tutta sta roba, però, ok, siamo sempre sul Corriere. Filippo Grandi, intervista Filippo Grandi, poi ve la leggo, è UNHCR, perché parla di migranti. Il piano Mattei deve diventare europeo. Paolo Valentino sul Corriere parla di migranti, che non capita spesso, ma soprattutto di emergenza migranti. Diventi europeo il piano Mattei, dice l'alto commissario ONU per i rifugiati Grandi. Che ne dici? È un riconoscimento forse anche a quello che sta facendo il governo. Sempre sul Corriere, nel 2025 recuperati 1300 portafogli vuoti, i borseggiatori dodicenni che colpiscono a Venezia, scrive Andrea Pasqualetto sul Corriere. L'eterna lotta impari tra guardie e ladri nel cuore di Venezia. Ragazzini per lo più da Milano e Roma che arraffano di tutto a tutti e ritornano al campo base. Chissà se specifica che questi ragazzini sono rom, sinti, camminanti. No, secondo me non lo dice. Dopo guardiamo. Ma la polemica, una delle polemiche che, ripeto il termine, trasudano oggi dal quotidiano Il Corriere è su Sinner, è il successo, la vittoria, ma perché non c'erano rappresentanti politici del nostro governo, del nostro Stato a guardare Sinner? E allora il caffè di Massimo Gramellini tira la pietruzza, che poi verrà ritirata chiaramente indietro da qualcun altro, perché Cainarca docet, i giornali ormai fanno così, si parlano l'uno contro l'altro, uno dice una cosa e l'altro gli risponde e noi siamo qua a leggere le cose. Tu dici, Sammy Varin, stai facendo un lavoro inutile? No, perché comunque io cerco di instradarvi, di portarvi su argomentazioni che, lo so, vi piacciono, che sono di centrodestra o che comunque magari danno anche ragione alla sinistra, perché ogni tanto c'ha ragione anche la sinistra. Mai. Domenica in famiglia, scrive sul Corriere Massimo Gramellini. Sono completamente d'accordo a metà con il nostro ministro dello sport. La domenica è sacra per tutti, anche per un ministro dello sport. Capita di avere bisogno di fermarsi, di voler trascorrere un giorno con la famiglia. La storia che a Bodi non è andato a vedere Sinner perché era domenica e voleva stare in famiglia, in un mondo di presenzialisti assatanati, dove non conta l'essere ma l'esserci, l'assenza riveste un valore fondamentale, scrive questa mattina il Corriere. Anche perché, ha spiegato molto bene Andrea Bodi, lui a Wimbledon non era assente, ma diversamente presente. Poco importa che il suo corpo non si trovasse a sudare e a sventagliarsi su una seggiola bollente nel Centre Court londinese, mentre un italiano vinceva il torneo di tennis più famoso del mondo per la prima volta nella storia. Su quelle tribune aleggiava comunque il suo spirito. Come scherza bene Massimo Gramellini. Rimango però con un dubbio atroce. In assenza di Olimpiadi e Mondiali di calcio, ai quali peraltro non partecipiamo da una vita, l'unico grande evento sportivo di quest'estate italiana era la finale di Wimbledon.
Certo, disgraziatamente cadeva di domenica, però sapendo di non potervisi recare per sacrosante priorità familiari, il ministro dello sport non avrebbe dovuto prodigarsi affinché ci fosse qualcuno a rappresentarlo? Un sottosegretario con delega al tappo dei buschi o almeno un usciere del suo dicastero? Un terribile sospetto mi assale che monarchi e ministri spagnoli fossero lì perché sicuri della vittoria di Alcaraz e che quelli italiani non ci fossero per la stessa ragione? Tan, ta, da, da. Si scherza ma non troppo, ragazzi, è di punta Massimo Gramellini oggi sul Corriere, ma siccome oggi siete buoni ho deciso di leggervi subito la risposta. Eccola qua, il quotidiano Il Giornale, Luigi Mascheroni che si chiede dove eravate nel suo Giù la maschera. Diffidiamo sempre delle improvvise ondate di entusiasmo patriottico verso sport come il tennis, i cui atleti sulle maglie non portano la bandiera italiana ma il logo dei grandi sponsor. Anche ieri Sinner ci aveva di fianco la bottiglia di acqua e anche la latina. Quella me l'avrei voluto provare, la versione latina, vedi che serve a qualcosa la pubblicità, no? È il motivo per cui abbiamo seguito con una certa noia la polemica più stupida del giorno, cioè quella relativa al fatto che ad applaudire la vittoria di Sinner a Wimbledon con la N, come direbbe Alessia Morani, non c'erano rappresentanti delle istituzioni. Insomma, la tifoseria antigovernativa si è scatenata chiedendo perché la Premier o il ministro dello sport non fossero presenti alla finale quando sull'altro fronte c'era il re di Spagna. Sorvoliamo sul fatto che grazie a Dio non abbiamo un re e semmai l'omologo sarebbe il presidente Mattarella, il quale peraltro a suo tempo invitò al Quirinale Sinner, ricordate, che declinò. Non è che magari si è preso la rivincita matta e non è andato a vedere Sinner. Tan, ta, da, da. Restiamo alla Meloni e al ministro. Possibili contestazioni se fossero andati a Wimbledon. Perché non sono stati in famiglia? Chi ha pagato per la figlia? Con tutti i problemi del paese usano un volo di Stato per andare a una partita di tennis. Figurati se non salivano sul carro del vincitore. Tutti salgono sul carro del vincitore. Se invece Sinner avesse perso, era già pronto un bel Meloni porta sfiga e Bonelli e Fratoianni l'avrebbero chiamata a riferire in Parlamento. L'indignazione è sempre più facile della coerenza. Insomma, non vediamo soluzioni. Come fai? Perdi. E poi, visto che Sinner ha la residenza fiscale a Monte Carlo, non era sufficiente la presenza in tribuna del principe di Monaco?
fa piacere che vi faccio piacere con questi intermezzi musicali esclusivi. Sì, un po' di piano bar, quello che non si usa più, ma si trova ancora in giro, lo dovete cercare. Con il maestro Reddy Bobbio, La Vie en Rose, 1946, scritto, interpretato e portato al successo dalla cantante francese Edith Piaf, ma poi negli anni '80 arrivò Grace Jones. E ricordiamo soprattutto la Grace Jones, bravissimo Reddy Bobbio, giovanotto, ormai più vicino ai 90 che agli 80. Boh, no, non dovevo dirlo, ma Reddy no, è sempre in forma, ma soprattutto cercate la sua produzione, perché qui parliamo veramente della storia della musica live nelle orchestre swing e jazz che ha portato avanti in questi decenni. Reddy con la Y, Bobbio, lo trovate su YouTube. Con il buongiorno rinnovato, 2 minuti dopo le 8 del mattino, io sono Sammy Varin. C'è Simone in regia, ma tutti voi mi state scrivendo al 340 6709 659 per dirmi cosa ne pensate di quello che dico, di quello che blatero, degli argomenti che metto sul tavolo, che saranno poi gli argomenti di discussione della giornata politica o semplicemente del gelato che mangerete al bar tra non molto. Ma che gentili che siete! È una bellissima trasmissione, vi ho conosciuto, mi ha detto Mauro che vi segue, che è un caro amico, prima eravate Radio Padania, grazie di cuore, Dio vi benedica. Oh, ha detto tutto lei, grazie Enza, mi fa piacere. Sì, prima eravamo Radio Padania, poi Radio Libertà, ma siamo sempre noi e abbiamo cambiato veste perché prima eravamo un po' più straccioni, adesso ci vestiamo un po' meglio, ma siamo sempre molto liberi e infatti ci chiamiamo Radio Libertà e cerchiamo di dire esclusivamente cose che non si dicono sugli altri canali, anche dal punto di vista musicale. Sammy Varin nella sua trasmissione lancia solo artisti sconosciuti. Se sono famosi faccio a meno perché li sentite già su Radio Latte Miele. Buongiorno Sammy, sono Omar Bassani da Martinengo. Sulle elezioni regionali in Veneto, a mio parere personale, sarebbe giusto fare una lista Zaia, magari con Marcato, candidato presidente, visto che Zaia purtroppo non può ricandidarsi. In Veneto vince sicuramente. Ci vediamo a Pontida. Grazie Omar, certo, vi do appuntamento a tutti leghisti storici, ma anche semplici simpatizzanti o curiosi, il 21 di settembre, domenica 21 settembre, sul Sacro Pratone di Pontida, il raduno nazionale annuale della Lega. Ma io aggiungo non solo della Lega, perché ci vanno in tanti per mangiare qualcosa insieme e mangiare pane e politica insieme, e anche per incontrarci, perché ci saranno gazebo che arrivano da ogni parte d'Italia, ognuno porta i propri prodotti, quindi diventa anche un mercato bellissimo, e ci sarà il gazebo di Radio Libertà. Io lo chiamo ancora gazebo, ma è un vero e proprio stand, e anche noi avremo i nostri prodotti. Io sono uno di quelli. Se volete comprarmi, mi troverete l'effigie di Sammy Varin sul portachiavi bruciacchiato nel camino di Roberto Calderoli, un'esclusiva solo per voi ragazzi, portachiavi in legnetto bruciacchiato. Ce ne sarà una piccolissima quantità con l'effigie di Sammy Varin. Chiaramente sono quelli che vanno subito a ruba, perché poi ci fate come con la bambolina, con lo spillone, non so come mai tutti volete. Scherzo, però sì, c'è anche questo, i nostri gadget avranno degli orologi stupendi in primo piano, uno con la bottiglia, ci beviamo ma adesso vi devo dire tutto adesso, vi racconto più tardi, se no mi cambiate radio, girate su Radio Popolare, vi conosco io. No, più tardi vi parlo degli appuntamenti leghisti da non scordare, perché ci sono belle feste che stanno partendo già in questo weekend. Gianni e Slane, sbagliato, Gianni e Pinotta, scherza Marco, non ridere che se lo ricandidano è una tragedia. Sarebbe bello risentire, lo capirei, sarebbe bello risentire, lo capirei di più, grazie e buona giornata. Marisa, risentire che cosa che non ho capito, che oggi sono un po' rintronato. Risentire, ciao, Hamas spara sui palestinesi in coda per cibo, non Israele, e anche questa potrebbe essere... C'è una zanzara, cazzo, c'è una giornata...
Scusate, interrompo le trasmissioni. Una zanzara cattiva, me l'hai mandata tu, era lì da te prima. Oh, torna dal Simone, c'ha sangue più fresco, più giovane. E anche questa roba, chiaramente, io la metto lì sul tavolo, che sia Hamas che spara sui palestinesi in coda per il cibo e l'acqua e non Israele, la metto sul tavolo, certo. Buongiorno, perché Saviano è umano? Sì, Gino, non scherzare, però ha pianto e nessuno ne ha parlato. E non è bella questa cosa, non è bella. Buongiorno, ricapitolando, la Germania cerca accordi sottobanco con gli USA. Tusk in Polonia ha instaurato un regime che neppure il comunismo. Alcuni LEN tedeschi licenziano i dipendenti iscritti a AfD. La NATO deve comprare armi dagli USA per regalarle all'Ucraina e io in Italia non posso ottenere il permesso invalidi a mia mamma, gamba amputata, perché non ho la carta giusta. Putin, distruggi tu. Caro Marco, queste sono le cose brutte che non riusciamo a risolvere. Sarebbe bello risolvere prima i nostri problemi, vero? E che è difficile perché pendiamo sempre dagli altri, non possiamo essere autonomi dal mondo, è difficile. Sinner non è italiano, mamma mia che bestemmia ragazzi miei, solo perché non paga le tasse in Italia, ma anche formigoni, formigoni, formigoni. Gli ho detto una cosa che non ha detto nessuno, e oggi c'è Italia Oggi che lo dice e non lo dice nessun altro, che Formigoni è ufficiale, torna in politica con PIM o il suo partito. Formigoni ha 78 anni, perché non si toglie dalle palle? Ritirati in convento, non era quasi un frate? Si prendo le distanze da questi messaggi poco gentili. Già la mattina alle 8 scrive sta roba, ora di sera prende in mano il mitra questo qua. Meno male che non è andato Renzi, che di solito porta sfiga sportivamente parlando. Comunque meglio non avere parassiti che si attaccano. Walter, spero ci fosse almeno il principe di Monaco, è vero Walter? Però che polemica ragazzi. Chiaro che, ti ho detto, Matta se l'è legata sta cosa al ditino, che Sinner non è andato a trovarlo e probabilmente ha ricambiato. Gramellini attacca il governo anche quando c'è il sole e si vince a tennis, semplicemente un penoso lecchino. Bravo Silvio, fa ridere questa cosa, che tutte scuse per attaccare il governo. E poi c'è un audio, sì, è l'ultimo, poi mi fermo, poi dopo ritorno a leggerli più tardi i vostri WhatsApp. Sentiamo l'audio. Semmi, buongiorno, sono Voilà. Albino da Torino. Ciao. Non ho voglia di commentare le notizie del giorno perché mi rattristano molte di queste. In compenso, quello che mi rende felice e contento è che, riesumando tra i miei innumerevoli CD che posseggo, musicali ovviamente, ho trovato per le strade padane una meraviglia di Radio Padania Libera. Non mi ricordo quando presi questo CD, ma è tanti anni fa. Abbiamo dei pezzi bellissimi, poi abbiamo ovviamente interpretati da Walter Di Gemma, Gabriella Monti, Sergio Bassi, grande, poi che abbiamo Sergio. Van der Fross, adesso non te li vado a leggere tutti, ovviamente, vero. Mario Del Don, Sergio Borsato. Guarda, è veramente peccato, non lo so, via, non so se esistono ancora questi G, se li avete CD, se li avete ancora, però portateli a Pontida, penso che li porterete comunque, e chi va a Pontida o richiedeteli a Radio Padania, vabbè adesso è diventata Radio Libertà, comunque merita veramente la pena. Grazie. Io me lo ascolto, contento, me lo sto assaporando tutto. Grazie, okay? Grazie. Sono contento di darvi emozioni e di darvi la notizia che questi CD che abbiamo pubblicato in passato, ma signori, anche robe di una certa raffinatezza, sono ancora in distribuzione. Certo, li abbiamo ancora qui nei nostri studi di Milano, ma soprattutto li portiamo agli eventi con la Lega e Radio Libertà. Quindi se verrete a Pontida il 21 di settembre richiedete questi CD. Tu dici, ma perché non ne fate ancora? Perché semplicemente, l'avrai capito anche tu, il CD ormai si usa di meno. Addirittura sulle automobili ti compri l'auto nuova, non c'è il lettore di CD, c'è solo la chiavetta. Una roba vergognosa, vergognosa. Per me ci voleva ancora la vecchia cassetta, però per cui non si usa più il CD. Io trasmetto comunque artisti
giornalisti indipendenti, perché so che poi, io vi dico, cercateli su YouTube, è così semplice, li potete cercare e anche scaricare da tutti i social. Certamente per i nostalgici della buona musica popolare, popolana, identitaria, se venite a Pontida richiedete, perché abbiamo molti CD di artisti che sentite ancora in onda in questi mesi e che effettivamente vi fanno la differenza nell'ascolto, perché è roba diversa rispetto a quello che trasmettono le altre radio e molto spesso parlano del nostro territorio, non soltanto il nord, ma anche il centro, il sud, parlano diverse lingue, diversi dialetti, anche quelli, proprio così. Ritorno in rassegna stampa perché mi menate via voi e lo so come siete, guarda beh. Sì, c'è un'altra polemica oggi che riguarda il Corriere, che magari scopriremo tra pochissimo, qualcosa che trasuda dal Corriere. Prima però mi tuffo su un'ennesima polemica che lancia questa volta il Fatto Quotidiano. Io la sfioro soltanto perché quando non sa cosa fare il Fatto Quotidiano, cosa fa? Attacca la Lega. Eccola qua, il centro pagina del Fatto Quotidiano. Ladri liberi. Ora la Lega si rimangia la Cartabia. Rivolta a Venezia, scippatori impuniti, manca la querela e noi abbiamo lasciati liberi tutti i ladri, secondo il quotidiano, il Fatto Quotidiano. Brugnaro protesta, Salvini lasciò soli i 5 Stelle a contestare la legge di Draghi, poi promise di cambiarla, ma non lo fece. Ecco la polemica che lancia quest'oggi il Fatto Quotidiano. Ladri liberi, ora la Lega si rimangia la Cartabia. Sono sicuro che sarete interessati a questo argomento. Comprate il Fatto Quotidiano. Io vi meno via invece e vi meno sul quotidiano Il Tempo. Oggi facciamo un'incetta di prime pagine prima di penetrare all'interno dei quotidiani. Chuck se magna. Aveva ragione San Giuliano, quattrini a film gonfiati. L'ultimo regalo, 88 milioni e ora il governo lo revoca, così da decenni la sinistra occupa la cultura e la TV e poi sbraita contro Meloni. Che qualche filmettino veramente stupido l'abbiamo visto, ci siamo chiesti, ma chi è che fa sti film? E li fa qualcuno che riceve dei soldi per farli, soldi dallo Stato, e abbiamo capito che forse la pacchia è finita proprio grazie a Meloni, al governo di centrodestra. Siamo sul Tempo. Tommaso Cerno, il suo editoriale Europa di lotta e malgoverno, e già lì capite tutto quello che diremo anche più avanti alle 9:40 quando arriverà Claudio Borghi Aquilini su queste frequenze, ok? E poi verso le regionali. Elli non conosce lo statuto PD e in Toscana la spunta Gianni. Veneto, Zaia pronto alla lista. Non riesco a resistere, devo andare a sentire cosa dice questa cosa. Zaia fa la lista, allora è ufficiale questa cosa, ha già deciso, la fa davvero? E tra poco ve lo dico. Gianni incastra Elli e si ricandida. Lo dice lo statuto, ma Elli non lo sa. A pagina 6 del Tempo, il presidente della regione toscana costringe Schlein ad accettare la sua corsa al secondo mandato perché lo dicono le regole interne. Vertice di oltre 4 ore al Nazareno, ti immagini? Dopo 4 ore la Schlein disse sì, qualunque cosa va bene. Il governatore uscente, io in campo mi affido al partito. Certo, se siete interessati è tutto vostro l'articolo di Aldo Rosati che ci occupiamo anche sul Tempo del caso Campania. Il presidente uscente torna a criticare la segreteria Dem, blinda l'asse col leader dei 5 Stelle, De Luca elogia Conte, parla di programmi e attacca il Nazareno dicendo non capisce nulla. Chiaramente qui si parla di elezioni regionali che per noi sono quelle importanti, le elezioni venete. Cavolo. Centrodestra verso le regionali, scrive il Tempo a pagina 7, ipotesi anche del suo nome con la Lega, in caso di rottura sosterrebbe un suo candidato. Titolone, ecco il piano di Zaia, la mia lista in Veneto, oggi vertice con Salvini.
Tensioni con Forza Italia e il governatore dialoga con Meloni. Chiaramente sono tutte voci, non è stato deciso niente, ma oggi il quotidiano Il Tempo mette sul tavolo quelle che potrebbero essere le decisioni. Dario Martini, il caso delle regionali in Veneto tiene banco nel centrodestra. Tutto ruota attorno a cosa farà il governatore uscente Luca Zaia. Il pressing nei suoi confronti affinché metta in piedi una sua lista da affiancare a quelle dei partiti della coalizione si fa sempre più forte. Da superare però ci sono ancora alcune frizioni con Forza Italia che negli ultimi giorni non ha risparmiato stilettate proprio a Zaia. Spina nel fianco infatti è... Devo nominarlo, No, ma che sono amici, ma quante volte l'ho intervistato? Non mi viene mica da grattare quando parlo di lui. Flavio Tosi, l'ex sindaco leghista di Verona, oggi europarlamentare, che adesso milita nel partito di Tajani, Forza Italia, ipercritico proprio con la giunta veneta. Flavio Tosi. Sto tamburellando sul tavolo, si sente? Oggi il governatore, si puoi anche smettere di tamburellare, Semivarine, cioè non si capisce. Oggi il governatore incontrerà il leader del suo partito a Venezia. Matteo Salvini infatti sarà a Palazzo Balbi per partecipare alla presentazione delle medaglie olimpiche di Milano Cortina 2026. Ma questa sarà anche l'occasione per fare il punto sul gli equilibri in maggioranza in vista delle regionali. Un faccia a faccia importante anche perché avverrà la vigilia del vertice a Palazzo Chigi di domani, a cui parteciperanno Meloni, Tajani e lo stesso Salvini. Da sottolineare che Zaia in tutto questo periodo ha sempre mantenuto aperto un canale diretto proprio con la Presidente del Consiglio, ma se la lista Zaia a sostegno di un candidato leghista è la prima opzione sul tavolo, lista Zaia a sostegno di un candidato leghista. Si fanno i nomi del vice segretario della Lega Alberto Stefani, del sindaco di Treviso Mario Conte. Ci sono anche altre due ipotesi sul tavolo. Ad esempio, il nome di Zaia potrebbe essere inserito direttamente nel simbolo della Lega, unendo di fatto i suoi voti personali a quelli del partito. Occorre ricordare che nella precedente tornata elettorale del 2020 la lista Zaia presidente incassò da sola il 44,5% dei voti. Zaia vinse col 76,7% totale. Poi c'è l'alternativa che nel centrodestra tutti sperano di scongiurare. In caso di rottura con gli alleati, infatti, il governatore uscente potrebbe schierarsi in favore di un suo candidato correndo di fatto in solitaria. Qua mi fermo, ma prosegue l'articolone oggi a pagina 7 del quotidiano Il Tempo che svela il piano di Zaia, ma in generale quelli che sono le possibilità sul tavolo. Antonio De Poli, che è segretario dell'UDC, scrive di spalla una forza cattolica e civica nel centrodestra, proponendo chiaramente l'UDC. Giro pagina, dove vado? Cavolo, adesso mi avete messo in ambascia, non so. Sì, no, mi tuffo su un altro quotidiano. Altra prima pagina, signori, che fa bene alla salute. Repubblica, Trump, ultimatum a Putin, titolo principale. Il presidente americano deluso da Mosca, accordo in 50 giorni o sanzioni al 100%, confermo l'invio dei Patriot a Kiev in breve tempo, pagherà la NATO, ovvero i paesi UE. Centropagina, dazi, trattativa con l'Europa, Meloni sente la Casa Bianca, poi naturalmente la foto di Sinner che balla e anche questa è stata una cosa molto, molto dolce, molto carina, solo di spalla, però ne aveva già parlato ieri, la sentenza, condannato il boss delle minacce, Saviano in lacrime. La Corte conferma in un altro palazzo di giustizia dentro un'altra Italia ormai 17 anni dopo, troppi, ma di fronte a quelle tre parole che significano sconfitta su tutta la linea per il boss di Camorra e il suo avvocato, cede Roberto Saviano, vittima insieme alla giornalista Rosaria Capacchione di quella lettera di minacce. La sentenza, Conchita Sannino ne parla quest'oggi sul quotidiano La Repubblica. Per chi è interessato, la Concita ci sta. 10 la pagina.
di Repubblica. Mi sto addentrando pericolosamente, ma si parla di Lega. L'Italia, la Lega resta isolata. Fratelli d'Italia e Forza Italia palla a Bruxelles. Il PD parliamo alle imprese. Insomma, il centrodestra si divide. Su questo argomento l'abbiamo detto, insomma, noi pensiamo che magari si potrebbe parlare direttamente con Trump. Lollobrigida dice no a un incontro di box tra alleati. Il centrosinistra sa solo dire la Premier riferisca in Parlamento, e anche quelli di Repubblica cominciano un po' a vergognarsene, si scherza. Sono sempre su Repubblica, un po' più in basso, e c'è il commento di Zaia. Sì, prima abbiamo letto cosa si pensa di fare in Veneto per le candidature, cosa pensa di fare Zaia, ma Zaia ha anche parlato e ha detto cose, e come al solito insomma si distingue non solo all'interno del centrodestra ma anche all'interno della Lega. E forse anche per questo che viene votato così, in tanti lo votano, perché comunque ha una sua testa, un suo parere che a volte si staglia da quello della Lega o magari del centrodestra. Zaia dice nell'intervista di Francesco Bei oggi su Repubblica: sbaglia chi vuole intese bilaterali, sosteniamo l'unione. Il presidente del Veneto si smarca da alcune proposte del suo partito, siamo su Repubblica naturalmente. Trattative in solitaria sarebbero il miglior regalo al tycoon. Ora, io posso avere anche un altro parere, effettivamente, perché abbiamo sentito il tycoon dire che ammiccare anche a intese bilaterali nelle ultime ore. Ho capito male? Ditemelo un po' voi. Se il 1° agosto dovessero davvero scattare i dazi di Trump al 30%, tra le regioni a pagare il prezzo più alto ci sarebbe il Veneto di Luca Zaia. Occhialeria, vini, oro, macchinari, big tech, mobili e pelletteria. L'ufficio studi della CGA ha stimato un danno economico per il settore produttivo regionale che potrebbe sfiorare i 4 miliardi di euro. E appunto Luca Zaia dice in questa intervista su Repubblica che si sbaglia a fare intese bilaterali, sosteniamo l'unione. Poi bisogna capire quale unione, perché quella che c'è stata finora mi pare che abbia fatto soltanto danni. Comunque, se siete interessati, oggi a pagina 10 il quotidiano Repubblica, che poi rincara la dose e su quello che avverrebbe. Chiaramente, signori, se dovessi fare un giro dei quotidiani raccontando peste e corna che cosa succederà se veramente avessimo il 30% di dazi, non andiamo più a casa. Pagina 12, l'export, viaggio in Brianza. Virgolettato, se tassano i mobili al 30% rischiamo di non farcela. La D di Cassina, l'incertezza blocca gli acquisti americani. Gavazzi di Boffi, così difficile mantenere i nostri negozi USA, così difficile mantenere i nostri negozi negli Stati Uniti. Il presidente della categoria, Feltrin, per i consumatori un rialzo a doppia cifra, difficile trovare mercati alternativi. Paginone oggi riguardante i mobili Brianzoli, lo sapete, da Lissone in poi, un tempo era anche ancora più grande la produzione, adesso certo salvaguardare quello che c'è. Pagina 12 del quotidiano La Repubblica. Adesso dove vado? Vado sulla Verità, perché c'è l'altra polemica. Oggi è la giornata delle polemiche, belle. Il quotidiano La Verità la lancia proprio in prima pagina. Il giornale per cui la lotta al wok è pretesto per silenziare gli avversari, perché il Corriere ieri si chiedeva che cos'è questo wok, mamma mia, le rivà. Il Corriere censura il ministro. Titolone oggi sul quotidiano La Verità, ma ne parlano un po' tutti, devo dire. Galli della Loggia attacca in prima pagina la politica culturale della destra. E questa non è una novità, non ce l'hanno in mano loro e quindi non gli va bene niente, perché la cultura è di sinistra, lo sapete, no? Giuli chiede di replicare, ministro della cultura, gli offrono un'intervista, però non la pubblicano. Non gli è piaciuta la mia risposta alla domanda sul professore, poi dicono che gli illiberali siamo noi. Così Giuli, e c'è
l'articolone di Francesco Borgonovo, vi leggo l'incipit, ma chiaramente è da sbirciare. Nelle democrazie la critica è uno strumento fondamentale, forse il più importante di tutti. È un bene che si possa contestare il governo e l'operato dei ministri, poiché in questo modo, è fin troppo banale a dirsi, li si può stimolare a fare meglio. Sabato scorso, sul Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia ha fatto un robusto e sacrosanto utilizzo della suddetta critica, lamentando la mancanza di uno scatto culturale da parte della destra di governo. E poi l'articolo prosegue all'interno, eccolo qua. Siamo a pagina 13 della Verità. Galli della Loggia piccona Giuli, ma sulla replica cala la censura. Il ministro aveva concordato con il Corriere un'intervista che poi non è stata pubblicata e parlano di destra illiberale. Il titolare del MIC ha diffuso via social le risposte oscurate dal giornale di Cairo. Su 7 domande, solo la prima era riferita alla polemica con l'editorialista. Paginone oggi a pagina 13 del quotidiano La Verità, ma anche un po' su tutti gli altri quotidiani, perché la cosa non è andata giù quando c'è la censura, addirittura per un ministro del governo. E allora, signori, ci andiamo sul Corriere, perché io sono veramente democratico e liberale e voglio sapere che cosa cavolo è successo. Vediamo, ne parlerà. Quotidiano Il Corriere, prima pagina. No, non se ne parla, ci mancherebbe altro, ma andiamo avanti. Sì, parla anche di migranti e tra poco vi leggo, c'è la polemica sui migranti. La polemica tra Giuli e il Corriere. Siamo a pagina 17, dai. Dopo aver parlato di Gianni, che è stato quasi 4 ore da Schlein, passi indietro, non mi affido al PD, tensione, ma in Toscana si va verso la ricandidatura e dopo l'incontro la segretaria sente Conte. Più in basso, la polemica tra Giuli e il Corriere. Il ministro, intervista non pubblicata. La replica, falsità e insulti contro Galli della Loggia. Non gli sono andati bene le falsità al Corriere. Loro le possono dire, no? Mentre lui, vabbè. L'incarico, il professore, incarico di lusso alla cultura, non retribuito. E Battista, in un altro ruolo, lascia. Insomma, paginone su questa polemica. È incredibile, appunto. Il Corriere ha risposto quest'oggi sulla pagina 17 a Giuli e a tutti i quotidiani che oggi pubblicano questo polemico. E d'altronde il nostro paese è il paese delle polemiche, certamente uno ne farebbe volentieri a meno, ma come si fa? È come una droga, non si può. La polemica di oggi, dai. Sì, l'Unione Europea, dazi, avanti sul negoziato, sono ancora sul Corriere, questa volta proprio in apertura, pagina 6. La Francia evoca il bazooka. Ma che cos'è questo bazooka? Via la seconda lista di beni USA da colpire. Trump, noi derubati da tutti. Intesa è la lettera. Attenzione, perché in questo grafico c'è proprio l'interscambio commerciale USA-UE nel 2024 e si vede, insomma, guarda qua, esportazioni UE di merci negli Stati Uniti nel 2024, la Germania al primo posto, 161.215 milioni di euro, al secondo posto l'Irlanda, che siamo tutti qua a chiederci, ma cosa cacchio esporta l'Irlanda? 70 milioni 85. Al terzo posto l'Italia, 64.759, mentre le importazioni UE di merci dagli Stati Uniti nel 2024 vedono al primo posto la Germania, al secondo i Paesi Bassi, al terzo la Francia, poi c'è il Belgio e l'Italia è solo 1, 2, 3, 4, quinto posto. E qui forse c'è la polemica, che ne dite? Lo vedremo tra poco. Adesso c'è la pausa, c'è la musica indipendente, c'è anche una bella canzone con video saluto di Chris Mancello, la sua musica country, e tra poco vi leggo cosa risponderà Bruxelles alle mosse americane e qual è l'arma segreta, il bazooka spaziale mai usato fino ad oggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone è tornato a dominare la scena praticamente su tutta l'Italia. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli pressoché sereni e senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi aumenteranno le nubi, soprattutto sui rilievi, anche se gli unici rovesci che potranno verificarsi risulteranno sulle Alpi di confine, specie centro-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, €84, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare, perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu erve sempre a galo, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti voi che state ascoltando Sammy Varin qui su Radio Libertà. Io sono Chris Mantello e tra poco ascolterete il mio nuovo singolo I'm Not, tratto dall'EP Look Mom, I'm at Abbey Road, che è stato proprio registrato nel famoso studio londinese. Buon divertimento. You may think I'm a cowboy as you see my hat, riding and roving in the wild. But to be really honest, gonna tell you the truth, I haven't seen a horse in a while. I've got a full set of tools and a working suit. I can fix a lot of things for you, but I'm not a contractor, not a painter or constructor. Many times I don't know what to do. I'm not who, I'm not good for you.
maybe kinda get a finger, I can play one song or two. I'm not who, ain't who, please help me understand. I only know what I'm not what I am. I'm not a rockabilly, well, I'm a good at dancing, got a grip, got a blue suede shoes. But I really walk out and sound the streets of Memphis. Baby, I still got the blues. I ain't got a rocking chair, I don't have a full porch. I'm not the leg in the shine. But believe me when I tell you I'm 100 proof of Billy Blues. Found down my mind. I'm not who, ain't who. I'm not good for you. I'm just a country singer, maybe can I get a swinger? I can play one song or two. I'm not who, ain't who. Please help me understand. I only know what I'm not what I am. I'm not who, ain't who. I'm not good for you. I'm just a country singer, maybe can I get a swinger? I can play one song or two. I'm not who, ain't who. Please help me understand. I only know what I'm not what I am. I'm not who, ain't who. I'm not good for you. I'm just a country singer, baby, can I get a finger? I can play one song or two. I'm not who, ain't who. Please help me understand. I only know what I'm not what I am. Come on, you can't blame the guy for trying. È Chris Montello. Se vi piace il country, lui è specializzato in country, western, rockabilly, rock and roll anni 50. Cercatelo su YouTube perché è appena uscito con un nuovo album registrato all'Abbey Road. Oh, mica Gorgonzola, Casal Pusterlengo, no, nei posti belli con la bella gente che registra bene. Chris Montello, cercatelo sugli store digitali e su YouTube, questa nuova I'm Not, ma un intero album che vi proporrò settimana dopo settimana. Ciao Chris e buongiorno a tutti voi che avete acceso adesso Radio Libertà, il buon mattino da Sammy Varino. Sono le 8:39, ma magari ci seguite anche in un altro momento della giornata su YouTube, su Facebook. Grazie per scegliere una bella controinformazione che dà spazio ai vostri pareri, certo alle vostre meditazioni sulle notizie che vi leggo, ma anche a molte notizie che molto spesso vengono messe in un angolino dai quotidiani e noi le andiamo ad esaltare, a pompare, pompa. Buongiorno Sammy, Sinner non è italiano perché non paga le tasse in Italia, ma per la sinistra De Benedetti lo svizzero è italianissimo, dice Massimiliano. Buongiorno. Sì, no, c'è Borghi, una registrazione freschissima, arriva quest'oggi, non è in diretta, ma una registrazione freschissima molto sull'argomento di quest'oggi, perché, e me lo ha svelato per l'ennesima volta, è sempre in aereo, purtroppo il martedì a quell'ora lui c'ha l'aereo per Roma. Sì, ma Zaia non può essere federalista e unionista allo stesso tempo, lo dice Repubblica, e quindi da prendere con le pinze. Pierangela, lo sai, quando Repubblica dà spazio a Zaia dà spazio contro la Lega, altrimenti non glielo dà. Scherzo, però non solo su questo argomento, Luca Zaia spesso ha avuto pareri diversi da quelli della Lega, ma va bene, ma ci sta assolutamente, lo votiamo alla stragrande, non può ricandidarsi, ma abbiamo visto che ci sono speranze che comunque ci sia una lista o un imprinting
suo importante sul prossimo candidato del centrodestra in Veneto. Tuffiamoci ancora sui quotidiani. Stavo leggendovi il Corriere perché chiaramente è l'argomento di quest'oggi, ma non vi voglio annoiare. L'ultima cosa che questa rassegna stampa deve fare è annoiarvi. Abbiamo parlato di dazi. E oggi il Corriere, e ieri si chiedeva sulla cultura woke, oggi si chiede le solite domande assolutamente banali, sembra Tajani quando parla, cosa risponderà Bruxelles alle mosse americane, qual è l'arma segreta mai usata fino ad oggi? Dalla soia al legno, nel mirino i prodotti di stati filo Donald, ma soprattutto a un certo punto siamo tutti qui ad aspettare dov'è, giro, vado a vedere a pagina 7 Tajani a Washington per vedere Rubio da Fratelli d'Italia e Forza Italia, la linea europea e gli stop alla Lega, la Lega proprio di Claudio Borghi ad esempio, che sentiremo alle 9.45, ma anche di Bagnai, che dice forse qualche accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti non ci starebbe bene, punto di domanda. No, dice meglio di no, ad esempio Luca Zaia, ma altri hanno altri pareri, siamo in democrazia, si può parlare. Siamo tutti qua ad aspettare naturalmente che cosa mai possa accadere e naturalmente questi dazi reciproci che potrebbe tirar fuori l'Europa, ma soprattutto lo strumento anticoercizione, il bazooka. Che cos'è questo bazooka che fa tanto paura solo a nominarlo? Uno strumento entrato in vigore a dicembre 2023 e mai usato finora, che include un'ampia gamma di contromisure che l'Unione Europea può adottare nei confronti di un paese terzo. Oltre ai dazi, che abbiamo visto fanno malissimo soprattutto la Russia, contempla l'imposizione di restrizioni in Unione Europea al commercio di servizi digitali. Andrebbe quindi a colpire le big tech e finanziari, all'accesso agli investimenti diretti esteri, ad esempio il divieto di acquisire imprese o parteciparne al capitale, e agli appalti pubblici, arrivando a toccare i diritti di proprietà intellettuale. Insomma, qualunque cosa con il marchietto americano che comunque passa dall'America, no, questo è il bazooka che l'Europa avrebbe pronto. Chiaramente non ci arriveremo, io sono un infallibile ottimista e sono sicuro che nei prossimi giorni arriverà la famosa quadra dei 30%, è soltanto uno spauracchio. Giro pagina, perché sul Corriere giustamente ci sta anche l'argomento migranti, e se il Corriere parla di migranti e dà quasi ragione al governo, cosa faccio? Finta di niente? Siamo a pagina 14 del Corriere. Migranti, la situazione è critica e i controlli attuali non bastano, il piano Mattei diventi europeo. Grandi, che è la guida dell'UNHCR, serve un vero sistema di salvataggio continentale. Ci sono persone che continuano a fuggire da guerre o persecuzioni. I principi del 51 sono validi ancora. Oggi è il come si fa che va aggiornato. Oggi le persone si muovono a ondate e per una quantità di ragioni. Paolo Valentino, intervista Grandi. Sono stato a Lampedusa e sono rimasto ben impressionato dall'ottima gestione dell'hotspot che ora è stato affidato dal governo alla Croce Rossa, e l'ho detto al ministro Piantedosi, auspicando che sia l'esempio per altri centri in Italia. Durante la visita ho anche ricordato che il meccanismo dei salvataggi in mare in parte funziona, ma pure che il numero dei morti resta drammatico, 500 nel 2025 su questa rotta, il che può essere ovviato solo da un vero sistema europeo di salvataggio più robusto e coordinato. Filippo Grandi è l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati a Roma per la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Ha incontrato anche il Presidente della Repubblica. Cosa la preoccupa di più? L'Europa giustamente investe a monte sui controlli, ma questo da solo non stabilizzerà i flussi. Occorre invece affrontare i problemi a valle, accoglienza e integrazione. Bisogna anche investire nelle opportunità per queste persone lungo le rotte.
tanti non andrebbero oltre se nel cammino trovassero queste opportunità, che è poi la vera intuizione del piano Mattei proposto dal governo Meloni. Ma deve diventare un piano europeo. L'Italia da sola non può fare la differenza. Qua mi fermo, ma chiaramente è l'unico argomento che può interessarci, no, scherzo, del Corriere, oggi ne vale la pena. Il Corriere che parla di migranti e dà ragione indirettamente al governo Meloni. Sì, Gianni, l'abbiamo visto, quasi 4 ore da Schlein, ma ancora non hanno deciso niente. Chiaramente le lacrime di Saviano, è inutile che mi scrivete che non ve ne frega niente. Oh, Fabio, no, è perché comunque guarda, e io faccio anche vedere. Oh, così impara. Guarda Saviano che piange, lo sguardo al capoclan e il pianto disperato alla lettura della sentenza: mi hanno rubato la vita. L'autore di Gomorra sotto scorta da 20 anni. Le minacce del boss a Saviano, condanne anche in corte d'appello. Roma 1 anno e mezzo a Bidognetti, 14 mesi a suo legale per il proclama del 2008. Paginone, one, a pagina 19 del quotidiano Il Corriere. Giro pagina. E questa è una cosettina carina che con un riquadrone che comunque viene ripetuto anche su altri quotidiani, ma così grosso no. Pagina 25, Portofino vietata ai mendicanti. Sei mendicante? Non puoi mendicare a Portofino. E stop agli alcolici in strada. L'ordinanza basta bivacchi. In sintesi, ecco la storia. Da stamane il centro storico e il porticciolo di Portofino, il comune del genovese che con i suoi 94.505 euro annuali per stare al 2024 è quello dal reddito medio più alto d'Italia, saranno banditi a mendicanti e accattoni, sia quelli dai comportamenti molesti caratterizzati da modi ostinati, reiterati, continuativi, insistenti e minacciosi, e sia quelli che l'elemosina la chiedono con toni non molesti, toni anche non minacciosi. A firmare l'ordinanza è il sindaco Matteo Viacava, alla guida della giunta di centrodestra, per quello che ci ha fatto il paginone, che governa il borgo più chic d'Italia. A popolarlo sono non più di 350 abitanti, che ogni anno presentano all'erario dichiarazioni dei redditi piuttosto pesanti. E poi ci sono le migliaia di turisti, tra cui molti VIP. L'ultimo avvistato in questi giorni è Magic Johnson, ex stella del basket USA. In pratica per tutta l'estate sino al prossimo 30 settembre i clochard saranno banditi dalle principali aree di attrazione. L'elenco lungo comprende il mall Umberto I, le fermate dei bus, il parco, parcheggi, spiagge, negozi, pure le aree limitrofe alle chiese di San Martino e San Giorgio. La delibera disciplina anche il bon ton dei visitatori per la sicurezza, la tranquillità, il riposo di residenti e ospiti. Per dire, sarà vietato bivaccare in centro con vettovagliamenti di qualunque genere, dunque anche panini, altro, e anche con i trolley e le valigie. Quindi anche i ricastri non è che vi sedete lì per terra col valigione. Oh, proibito inoltre sdraiarsi su panchine e muretti. Ragazzi, abbiamo scoperto l'acqua calda, anche a Roma ci sono ste regole, solo che non le fanno rispettare. Che spiritoso Sammy. Senza contare vino e superalcolici, il cui consumo sarà vietato ovunque, salvo all'interno dei locali. Adesso al Corriere Viacava, che a Portofino gestisce un piccolo cantiere oltre a essere titolare di una tabaccheria, descrive una delibera che viene regolarmente approvata ogni estate. A distanza di qualche anno mi sembra che abbia funzionato bene. Nel passato riceviamo continue segnalazioni, nelle ultime stagioni non ne sono arrivate. Significa che l'ordinanza ha funzionato. Ora è più una misura di prevenzione che non di contrasto, scrive Alessandro Fulloni oggi a pagina 25 del Corriere. Portofino vietata ai mendicanti. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, intervengo con orgoglio e con determinazione per esprimere pieno e convinto supporto a nome della Lega a questo decreto legge che è oggi in discussione, fortemente voluto dal Ministro Salvini e dal Governo di centrodestra. Un decreto concreto, coraggioso, coerente con quella che è la nostra visione di un'Italia che si muove, che lavora, che costruisce, che dà nuove possibilità, che non si arrende alla burocrazia,
che non si arrende alle visioni ideologiche esasperate e che non si arrende ai veti incrociati. Pensiamo per esempio a quello che è accaduto, a quello che abbiamo inserito all'interno del decreto per quanto concerne l'autotrasporto. Un settore che da tanto tempo attendeva un quadro normativo capace di dare delle risposte agli operatori. Si tratta, signor Presidente, nella maggior parte dei casi di piccole e medie imprese artigiane che sono in una grave condizione di sofferenza dal punto di vista di liquidità. Perché? Perché non riescono a riscuotere le quote, i proventi del loro lavoro, in quanto considerati da sempre un anello debole di una catena che poi si deve confrontare con la committenza organizzata industriale. E allora per la Lega, per il governo di centrodestra, investire sul tema dell'autotrasporto vuol dire investire sul lavoro italiano, sulla sicurezza stradale e anche sul mantenimento di un equilibrio logistico nazionale. Noi pensiamo che questa sia stata una battaglia di giustizia sociale per ridare dignità al lavoro e una norma di civiltà sulla quale la Lega ci ha messo la faccia, così come spesso fa, come sempre fa, quando si tratta di difendere chi lavora davvero. Con questo decreto, signor Presidente, onorevoli colleghi, si aggiunge un ulteriore tassello alla messa a terra e alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che non è, come è stato raccontato anche quest'oggi nella discussione e nelle iniziative che hanno preceduto questo tipo di decreto, quando si è trattato di infrastrutture, un'opera velleitaria. Non si tratta di un'idea improvvisata, ma è un'infrastruttura strategica che è stata prevista da diversi anni, che è inserita nelle reti TEN-T, che è inserita nei corridoi multimodali, che è stata studiata tecnicamente, che noi abbiamo avuto modo di approfondire rispetto al decreto sul ponte sullo Stretto, appunto, e anche durante la discussione su una risoluzione qualche settimana fa, nella quale io sono stato primo firmatario. È un'opera studiata tecnicamente, studiata dal punto di vista anche della sostenibilità dei costi e dei benefici. Il ponte sullo Stretto, non me ne vogliano le opposizioni, non è solo un'infrastruttura, ma è un simbolo di coesione, è una sfida tecnologica, sarà una straordinaria leva per dare posti di lavoro, per realizzare un indotto capace di attrarre investimenti, ma soprattutto sarà un'occasione per integrare la Calabria, la Sicilia, il Mezzogiorno d'Italia con il cuore della logistica euro-mediterranea. Le opposizioni lo hanno fatto anche in questa occasione, hanno fatto il loro dovere, hanno detto no al ponte, così come hanno detto no da sempre alla riapertura di cantieri, all'apertura di quello che è una possibilità di migliorare i collegamenti nel nostro paese, ma lo hanno fatto soltanto da un punto di vista ideologico, perché questa grande opera sarà un'opera capace non solo di creare nuovi collegamenti e nuove interconnessioni, ma sarà un'opera capace di farlo mantenendo una sostenibilità del trasporto delle persone e delle merci. Lo voglio ricordare, così come ho già fatto nelle diverse altre occasioni che ho citato, il decreto Ponte sullo Stretto che riguarda le infrastrutture. Il ponte sullo Stretto non è meramente una lingua di asfalto, ma si tratta prevalentemente di rete ferrata, e chi ha ascoltato tutte le audizioni che si sono succedute nei lavori che abbiamo sostenuto all'interno della Commissione Trasporti in questi anni ha compreso come il trasporto su rete ferrata emette 1/3 della CO2 rispetto alla rete gommata e ancora di meno rispetto al trasporto tradizionale con nave. E allora noi con questo governo andremo avanti e metteremo in campo tutti quelli che sono i passi necessari per far sì che la nostra nazione possa essere proiettata nel futuro attraverso un'opera che darà di nuovo dignità e farà riparlare della grandezza della nostra nazione. Grazie poi, sempre all'interno di questo decreto, di un nostro emendamento, abbiamo rifinanziato e quindi abbiamo prorogato. A proposito, sentivo prima parlare i colleghi delle opposizioni relativamente ai collegamenti interni rispetto a quello che dovrebbe essere una grande opera come il ponte sullo Stretto, il fondo per la manutenzione delle strade nei piccoli comuni. Ci riferiamo a
quella iniziativa che probabilmente sarà lontana dalle luci della ribalta, dalle cronache, diciamo, della propaganda, ma sicuramente è molto vicina ai cittadini. I comuni con meno di 5.000 abitanti avranno la possibilità di garantire la manutenzione sulle proprie strade e la possibilità dunque di portare più sicurezza per i propri cittadini. Crediamo che questa sia un'iniziativa che sia meritoria di grande attenzione. E ancora, sempre all'interno di quello che è un provvedimento, secondo il nostro punto di vista, fondamentale, soprattutto per quello che è la contingenza storica che stiamo vivendo, abbiamo stanziato 35 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per la realizzazione di interventi di rigassificazione. Signor Presidente, lo voglio specificare, se ne è parlato ovviamente in Commissione in modo errato. Si tratta di depositi energetici che garantiranno la nostra autonomia energetica. Se ne è parlato tanto. Si tratta della possibilità di differenziare le fonti energetiche, soprattutto in un contesto come questo, andando in un'ottica di transizione ecologica, seria, pragmatica e non ideologica. E allora poi c'è un altro provvedimento all'interno di questa norma, di questo decreto legge, che la dice lunga su quella che è la visione della Lega, su quella che è la visione del centrodestra, che ha fortemente voluto derogare il divieto dell'utilizzo dei veicoli Euro 5. Milioni di italiani hanno corso il rischio di essere espulsi dall'attività riguardante la propria mobilità. Allora noi abbiamo pensato semplicemente che non era giusto il fatto che milioni di italiani che hanno acquistato solo qualche anno fa dei veicoli Euro 5 oggi potessero essere considerati come degli inquinatori seriali soltanto da punire. E allora, signor Presidente, in questo decreto infrastruttura si sono toccate diverse tematiche. Ce n'è una in particolare che sta a cuore alla Lega, che sta a cuore al governo di centrodestra e che tocca e ha toccato la vita di milioni di cittadini, ed è quello che riguarda il comparto e il settore della materia degli autovelox. Grazie ad un nostro emendamento che abbiamo presentato e fatto approvare, finalmente si dà una forte accelerazione per quanto riguarda il riordino serio della disciplina degli autovelox. Noi non diciamo no alle regole, non diciamo no alla sicurezza, diciamo no agli abusi, no agli autovelox nascosti negli angoli dove non ci sono i pericoli, utilizzati solo per fare cassa. E come Lega abbiamo preteso che ci fosse, che ci sarà una ricognizione di quelli che sono tutti i macchinari presenti sul nostro territorio. Questo perché? Per dare la possibilità al cittadino italiano di avere dei macchinari utili, moderni e a norma. E allora, signor Presidente, bisogna investire nell'educazione, nella prevenzione e non in trappole che servono solo per fare multe facili. In definitiva, signor Presidente, questo decreto testimonia ancora una volta come questo governo ascolta, agisce e risolve i problemi. Questo governo non si nasconde dietro gli slogan, non si nasconde e non è vittima e non vuole essere vittima delle procedure infinite, ma questo governo si vuole prendere delle responsabilità, vuole fare delle scelte, anche delle scelte coraggiose, e lo facciamo per i lavoratori, lo facciamo per le imprese, lo facciamo per gli artigiani, lo facciamo per i cittadini che ci chiedono mobilità, efficienza e sicurezza. Le opposizioni hanno fatto il loro dovere, l'ho detto poc'anzi, hanno detto no al ponte, no ai depositi per la rigassificazione, no all'autotrasporto, no al buonsenso. Noi diciamo sì e siamo fieri di essere al fianco del ministro Salvini, a fianco di questo governo, a sostenere questo provvedimento. È un'iniziativa che facciamo con coerenza, con responsabilità e che poniamo in essere soprattutto perché ci differenziamo rispetto alle opposizioni attraverso una visione che non rimarrà mai schiacciata dall'immobilismo ideologico. Grazie.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. How long till it feels like the wound's finally starting to heal? How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. If it kills me too, I'm gonna get up and try. If it's the last thing I do, I've still got something to give. Though it hurts sometimes, I'm gonna get up and live until the day that I die. I swear to God I'll survive. How long till you know that in truth you know nothing at all? How far will you go to get back to the place you belong? Most nights I feel that I'm not enough, but I refuse to spend my best years rolling in the sun. So when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. If it kills me too, I'm gonna get up and try. If it's the last thing I do, I still got something to give. Though it hurts sometimes, I'm gonna get up and live until the day that I die. I swear to God I'll survive. I swear to God I'll survive. I swear to God I'll survive. If it kills me too, I'm gonna get up and try. If it's the last thing I do, I've still got something to give. Though it hurts sometimes, I'm gonna get up and live until the day that I die. I swear to God I'll survive. Anche nei momenti più bui c'è la forza di mostrarsi in pubblico. Lewis Capaldi, certo, ha fatto scendere la lacrimuccia a tanta gente quando l'abbiamo visto su quel palco, nonostante la sindrome di Tourette. Da cercare su tutti gli store digitali e su YouTube, la sua ultima canzone Survive, Lewis Capaldi. Con il buongiorno rinnovato, Sammy Varin, siamo in diretta nazionale. Buongiorno agli amici che ci ascoltano sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. In quanti siete? Anna, Anna Maria, Immacolata, Manuela, grazie a chi ci scrive o semplicemente a chi ci ascolta per sentire una rassegna stampa diversa dalle altre. Assolutamente non vi annoio con i soliti argomenti, anzi vi porto via subito, immediatamente. Dove vi porta Sammy Varin? Qualcuno mi chiede di Pontida. Ragazzi, 21 di settembre
Pontida, a proposito, abbiamo citato la sindrome di Tourette, un abbraccio, una carezza a tutti coloro che, nonostante i tanti guai fisici che arrivano in questi anni, soprattutto quando non sono più giovani i nostri ascoltatori, ma anche altre tipologie, chi ha fatto qualche vaccino in più, non scherziamo, ma purtroppo ci sono stati danni collaterali. E lo ripeto, danni collaterali, ormai lo abbiamo capito e lo abbiamo anche messo sul tavolo, e sappiamo che ogni volta che cito danni collaterali ci fermano, ci bloccano per qualche ora o per qualche giorno sui social, chissà come mai. Nonostante questo, si viene lo stesso a Pontida. Eh sì, non riusciamo a esserci in tutti gli eventi con la Lega, in tutti gli appuntamenti politici che vorremmo, anche di altri partiti, chiaramente. Però quella Pontida annuale, il 21 di settembre, sul Sacro Pratone, in provincia di Bergamo, non la vogliamo mancare, anche se ci sono tanti problemini fisici. Tranquilli, ci sarò anche io allo stand di Radio Libertà dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio. Sono lì ad aspettarvi per abbracciarvi e soprattutto per distribuire i nostri gadget, i nostri ricordini, una sovvenzione che potete scegliere voi quanto darci. Io vi chiedo 5 euro, ci mancherebbe, ne voglio molti di più, un contributo volontario per aiutare Radio Libertà, e noi in cambio vi daremo dei gadget imperdibili che vi farò vedere, ma dopo le 11. Adesso c'è la rassegna stampa, scusa. Loro piana nei guai. Già detta la notizia, ma a pagina 16 del giornale c'è un paginone che illustra l'inchiesta della procura. Loro piana nei guai, capi costati 80 euro, fatti pagare 3.000. Maison in amministrazione giudiziaria per un anno. Non ha impedito il caporalato. Il brand del lusso si dice pronto a collaborare con gli inquirenti, ma i fornitori non ci avevano informato. Ma Intanto certamente il testimone di Halle indagato per omissione di soccorso e lo ha visto passeggiare, lo ha fermato, poi l'ha lasciato andare. Chiaro che io metterei lì anche i suoi genitori, però è una mia meditazione. Se hai un bambino che ha di questi problemi, insomma, devi controllare quando esce di casa. Non è mica maggiorenne che esce e va a farsi un giro, va a comprarsi le sigarette. Però è un mio pensiero, è una mia deformazione, e sbaglio, sicuramente sbaglio, di sicuro. Però io vado ancora sul giornale perché oltre a Garlasco resta il giallo di Ignoto 3, il rebus della Garza contaminato. Sono sicuro che siete appassionati a questo argomento. Io scendo più in basso perché su altri quotidiani c'è un riquadretto ancora più piccolo. Capisco l'argomento è ostico, capisco lei è una minorenne, capisco è successo a Monza dove c'è il centro-sinistra al governo, la denuncia della ragazzina alla polizia, violenta una tredicenne, sui social si era finto minorenne per adescarla, fermato un 24enne di origine colombiana. Ce l'avete sempre con gli africani voi, questo è colombiano. Dopo lo scambio di messaggi, l'appuntamento e lo stupro. È successo a Monza. Ha adescato una ragazzina di 13 anni su Instagram, facendole credere di essere minorenne. Dopo averla convinta a incontrarlo, l'ha violentata. Un 24enne colombiano è stato arrestato a Monza per la violenza avvenuta la settimana scorsa lungo il canale Villoresi, nella zona est della città. Quando è stato rintracciato dalla polizia aveva già in tasca un biglietto aereo per la Spagna e la valigia pronta per la partenza. È stato, e questa volta va detto, il coraggio della ragazzina che dopo essersi confidata con un'amica ha denunciato alla polizia quanto accaduto lo scorso giovedì, a consentire l'arresto dello stupratore per violenza sessuale aggravata. Il primo approccio sui social, dove il colombiano si spacciava per un 17enne. Dopo qualche messaggio in chat lei aveva accettato di incontrarlo a patto di non restare soli. Si erano dati appuntamento giovedì alla stazione di Monza, ma l'uomo è riuscito a convincerla a rimanere sola con lui, rassicurandola che si stessero dirigendo verso un'area frequentata. L'ha portata invece in una zona appartata nei pressi del canale Villoresi, dove ha abusato di lei.
Signori, il racconto è terribile e prosegue quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, forse l'unico che gli dà un po' più di spazio, che non sia un riquadretto da guardare con la lente di ingrandimento. Vergogna, 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 ma soprattutto l'appello ai nostri figli e a voi genitori, a voi nonni, li controlliamo un pochino di più e lo so, il telefonino non ce lo fanno vedere, vedi i miei la stessa cosa, ci mettono 3000 password, eccetera. Però, sappiamo almeno con chi esce, almeno quello, riusciamo a controllarli un minimo. Il quotidiano Il Tempo, Gianni incastra Elly e si ricandida, lo dice lo statuto, ma Elly non lo sa, ci siamo già passati, il piano di Zaia, la mia lista in Veneto, oggi vertice con Salvini, ma a interessarci questa volta, oltre alla carica dei docenti, Valditara annuncia assunzioni per 48.500 posti, quasi 14.000 destinati al sostegno, 6.000 alla religione. Il ministro dice priorità alla continuità didattica per ragazzi più fragili. Siamo a pagina 12 del quotidiano Il Tempo. Più in basso la polemica. La scena muta all'orale è polemicuzza e perché sono stati in tanti ancora in questi giorni che all'orale hanno deciso di fare scena muta per protestare perché questa maturità non gli piace. E anche i giornali di sinistra ho visto insomma che non sono mica tanto d'accordo su questa protesta. Ma dai, ma sembra incredibile, eh? La scena muta all'orale, scrive invece Il Tempo perché deve fare un po' di polemica, è andato a beccare due personaggi completamente che la pensano diverso, quell'abisso tra Salis e Vannacci, e ti immagini, l'europarlamentare della Lega dice si torni a essere duri e selettivi, ma mica solo lui, e qualcun altro l'ha detto in queste settimane, dall'anno prossimo basta, se fai scena muta ti bocciamo, e qualcun altro anche tra professori molto famosi come quello famoso di fisica ha detto ragazzi sono d'accordo, ci sono grossi problemi ma non è questo il metodo, fatti la tua maturità, fatti l'orale e non accettare il voto ad esempio. Poteva essere un segnale potentissimo anche questo. La Primula Rossa di AVS, la Salis, dice questo governo colpisce solo la protesta. Due visioni del mondo, scrive oggi Cristian Campigli sul Tempo, antitetiche, contrapposte, in perenne tensione. Roberto Vannacci e Ilaria Salis, europarlamentare di Lega e AVS, Vannacci anche vice premier insieme alla Sardone, hanno preso posizione sulla polemica del momento, quella relativa alla scelta di alcuni studenti di rinunciare a rispondere alle domande degli insegnanti e quindi fare scena muta all'esame orale alla maturità. Una scelta sia ben chiaro squisitamente politica. Basti pensare come Maddalena, la prima studentessa a compiere questo grottesco gesto, abbia affermato che il governo ha paura del dissenso. E così la Primula Rossa lanciata nell'Olimpo della politica dalla magica coppia del gol di AVS Fratoianni-Bonelli ha cavalcato la protesta di questi liceali convinti di essere ancora nel 68. I ragazzi e le ragazze che scelgono di fare scena muta alla maturità per protesta non vanno demonizzati ma ascoltati. Esiste una ricca tradizione di pedagogia critica che contesta la valutazione come esercizio di classificazione e controllo, perché educare non significa disciplinare né ordinare le persone su una scala di merito, ma non basta. Ilaria Salis ha colto l'occasione per prendersela nuovamente col governo. Si tratta di un'occasione per ripensare insieme alle nuove generazioni, una scuola che semplicemente non è la migliore delle scuole possibili. Invece di aprire un confronto, il ministro Valditara minaccia punizioni e invoca la repressione. È l'unico linguaggio che questo governo, e non solo questo, sembra conoscere. Ben vengano le proteste, ben venga il dissenso. Così l'Ilaria Salis, che troverete chiaramente questo sabato a Monza, non può non venire, dai, ci si incontra per parlare della proposta di abolire la polizia, via la polizia, l'aboliamo del tutto. Di tutt'altro avviso Roberto Vannacci, il vice segretario della Lega, ha proposto una linea priva di sofismi e di debolezze. Chi si rifiuta di sostenere gli esami di qualsiasi tipo essi siano
deve essere bocciato. Esiste la libertà di protestare, ma chi lo fa contravvenendo regole e norme si deve anche assumere la responsabilità delle proprie azioni. L'autore del Mondo al contrario ha poi ricordato il ruolo essenziale della formazione e dello studio, un percorso essenziale per la vita. La scuola torni a essere dura e selettiva e a insegnare ai giovani la vita, quella vera, non quella percepita. La vita è dura e selettiva, ragazzi, se non volete fallire e vivere da frustrati, preparatevi. Ma tra gli studenti c'è anche chi si ribella a questa avanguardia del mutismo. Il Corriere di Bologna ha raccontato la storia di Anastasia, giunta dall'Ucraina nel nostro paese. Anastasia è giunta dall'Ucraina in Italia, promossa alla maturità da 100 e lode nel capoluogo emiliano. Al lavoro di giorno e nel weekend, a scuola la sera, l'orale rifiutato è una protesta inutile. Scriverò al ministro. Questa la notizia che pubblica, devo dire, è tra i tanti quotidiani in questo periodo, però il quotidiano Il Tempo spiega bene la polemica. Ancora sul Tempo, a pagina 9, c'è la fatua lanciata alla Lega dall'imam della grande moschea di Roma. Non pensate alle musulmane. L'invettiva contro la Ceccardi, europarlamentare della Lega. Occupatevi dei vostri femminicidi. Ah, ma guarda. E Santori presenta un'interrogazione in assemblea capitolina. Signori, Giulia Sorrentino oggi sul Tempo, l'unico quotidiano che ne parla. E ancora polemica attorno al caso della moschea di Centocelle che verrà costruita a Roma a Piazza delle Camelie, la seconda più grande della capitale. L'imam Ibn Mohammed, ex presidente dell'associazione Al-Duda, figura come rappresentanza nel compromesso di vendita della moschea di Centocelle in nome e per conto dell'Associazione Culturale Islamica, nata il 26 settembre, bla 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 bla, ieri, fatto sta, insomma, che se l'è presa con la Ceccardi. Si legge: probabilmente prima di pensare alle donne musulmane discriminate, abbiamo parlato più volte di questa menata del velo e loro hanno detto oh allora le vostre suore eccetera. Cioè anche un bambino si accorge che c'è qualcosa che non va quando delle ragazzine vanno in giro tutte velate, tutte bardate, forse le stanno obbligando. Si legge che probabilmente prima di pensare alle donne musulmane discriminate, si scrivono dalla moschea, sarebbe meglio dare più attenzione alle donne in generale che subiscono quotidianamente, anche qui nel bel paese, femminicidi. Nel lavoro sono meno pagate degli uomini, subiscono stupri, sono picchiate, eccetera. Quindi non siamo nella migliore delle situazioni in termini di diritti. La Lega è al governo e fa parte della maggioranza, quindi può fare molto di più che proporre slogan elettorali come questo per garantire i diritti di tutti. Ma si capisce che la Ceccardi e la Lega intendono sminuire l'Islam, accusandolo di maltrattare la donna e negare i suoi diritti, e proseguono ancora gli islamici accusando loro, cioè noi, di egocentrismo culturale, che fa dire tutto questo: la mia cultura è la migliore, chi non la vede come me è inferiore, non è libero, ha bisogno di essere aiutato a cambiare. Oh, che mi sembrava proprio che era quello che dicessero loro, ma un attacco nei confronti di un Occidente che, a differenza di quando qualcuno vuol far credere, punta sulla parità di genere in ogni settore, che soprattutto mai recinterebbe donne, come è avvenuto a Roma per la loro festa del sacrificio. A rispondere a Milano non l'hai visto, a rispondere direttamente la Ceccardi, che sottolinea come le opacità emerse sull'attività di numerosi centri islamici in Italia e in Europa grazie al lavoro dell'intelligence, ma anche alle approfondite inchieste di quotidiani liberi come Il Tempo, non possono più essere ignorate. Come Lega vogliamo fare piena luce su finanziamenti oscuri, strutture mascherate da centri culturali, ma di fatto adibite al culto, legami con ambienti radicali. È tempo di una vera regolamentazione europea che imponga trasparenza, controlli, limiti chiari. Per questo ho portato all'attenzione della Commissione UE una priorità politica chiara: contrastare l'infiltrazione islamista sotto mentite senza S, spoglie, lo stop all'islamizzazione
e il contrasto ai potenziali pericoli terroristici connessi all'immigrazione clandestina selvaggia devono diventare una priorità per Bruxelles. Continuerò a lavorare affinché l'Unione Europea non si limiti a parole di circostanza, ma agisca per tutelare la nostra sicurezza e identità. Interviene anche Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, che dopo l'annuncio fatto al tempo ha depositato l'interrogazione urgente al sindaco Gualtieri. È inaccettabile che sotto la veste di centri culturali operino realtà che fanno proselitismo religioso, diffondano ideologie radicali e, come documentato, abbiano contatti con ambienti estremisti e soggetti già coinvolti in vicende giudiziarie. Chiaramente l'articolo prosegue, quest'oggi ne parla solo e soltanto il quotidiano Il Tempo. È tempo di telefonate, dai, abbiamo 10 minuti, via veloci. Chi vuole parlare con Sammy Varin chiami al volo 0292 94 7222 ed entrate in onda con me. La Stampa mette in prima pagina le superarmi di Trump a Kiev. Il presidente è pronto a inviare missili a lungo raggio. Putin faccia la pace in 50 giorni o pioggia di sanzioni. In prima pagina, naturalmente, il gran ballo di Sinner. Poi vado subito all'interno, perché a pagina 4 della Stampa c'è Italia atomica. È l'unico quotidiano che ne parla, giustamente per fare polemica, attacchiamo di sicuro anche il governo. Flavia Amabile ci parla delle 35, almeno 35 bombe atomiche statunitensi custodite dentro gli aeroporti di Ghedi e Aviano. Sì, sono 80, tutte al nord, al sud neanche un petardino. Sono 80 volte più potenti di Hiroshima. Europa verde, abitanti a rischio. Paginone di Flavia Amabile, mica tanto in questo articolo, che però ci fa rizzare quei pochi peli rimasti. Il quotidiano La Stampa, pagina 27, parla anche di musica, dicendo: il sì di Conti meglio di un tormentone, così Sanremo fa ombra all'estate. Per dire che cosa? Che le canzoni dei big che state sentendo, se girate su Radio Italia, su RTL, eccetera, sono tutte delle porcherie musicali. Perché? Perché si stanno tutti preparando per Sanremo, la canzone bella la manderanno a Sanremo, quindi questi sono riempitivi, capito miei? È per quello che io non ascolto nessun'altra radio se non Radio Libertà, perché noi mandiamo solo artisti indipendenti, quelli che mettono il meglio nella loro musica e non un riempitivo, per ricordare che esistono. Sto per leggervi la prima pagina di Libero, ma prima sentiamo qualche chiamata. 0292 94 7222. Pronto? Pronto, mi senti? Prego, buongiorno. Allora, Venezia Giulia, volevo solo dire una cosa velocissimo sull'esame di matura. Wow. Ma le scuole superiori, a parte dopo la seconda superiore, non sono mica obbligatorie. Quindi non è una scuola obbligatoria, uno deve stare e sottostare alle regole. Quindi se uno non vuole partecipare all'orale viene bocciato, perché non ha obbligo di frequentare la scuola media superiore. È vero. Quindi è facile, insomma, tutto sommato si può risolvere anche così. Nessuno ti chiede e ti dice di frequentare la scuola, non è obbligatoria. Vero. Grazie caro, ma d'altronde loro fanno i calcoli, vedono se lo scritto gli è andato bene e sa che può compensare la scena muta all'orale, allora fanno scena muta per farsi pubblicità a una certa ideologia. Tra poco la prossima chiamata, al volo la prima pagina di Libero. L'Unione Europea mette le mani sulle nostre banche, sovranità limitata. Uè, cosa facciamo adesso? No, che sulle banche poi vuol dire che arrivano anche a noi. Amato no, nel 92, vi ricordate quella notte del 92? Bruxelles rompe sul caso Unicredit e BPM, dubbi sulla legittimità dei vincoli posti dal governo, ira di Salvini, rompiscatole, Palazzo Chigi, spiegheremo, se vi interessa oggi, è la prima pagina del quotidiano Libero. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, si può parlare, Sammy? Prego. Ecco, sono Gino. Allora, cerco di essere veloce.
due parole ritorno sull'amico Trump, anzi no, il nemico Trump, ritorno. Ecco, è l'uomo che sta distruggendo tutti i valori occidentali. Lui ha dato 50 giorni di proroga al comunista Putin, perché anche lui è un grande simpatizzante di Putin. 50 giorni, in 50 giorni quell'assassino potrà uccidere sai quanta gente con i droni e con altre armi. Questo per Trump. E poi veniamo al commercio. Il commercio libero, supermercati hanno l'egemonia del commercio, prezzi altissimi. Il prezzo non lo fa più il mercato, lo fanno loro con la speculazione. C'è qualcun altro che può fargli concorrenza? Sono solo loro, supermercati, PAM, Conad, Coop, tante altre. Grazie, ti sfumo perché siamo di corsa, ma sono parole sante, soprattutto quando vedi le confezioni più piccole allo stesso prezzo, cioè non c'è più la quantità che c'era prima, ma sono più piccoline. Attenzione, datemi 30 secondi e c'è l'ultima telefonata su Libero, pagina 13. Piccoli jihadisti crescono, da inizio 2025 5 arresti. Anche qui la denuncia della Lega, estremisti in moschea, trafilone a pagina 13 del quotidiano Libero da non perdere, ma all'interno a pagina 16 una bella iniziativa della Lega, basta multe a sorpresa, il Ministero svelerà dove sono gli autovelox. Sul sito del Dicastero dei Trasporti saranno pubblicati i dati comunicati da comuni e polizia locale. Riguarderà i dispositivi fissi e non quelli mobili. Meglio sapere. Sapendo dove sono piazzati gli autovelox, chi è alla guida rallenterà. La denuncia dell'ANCI: irregolari il 67% degli autovelox e il 59% di quelli fissi. Ultima chiamata, pronto? È caduta, peccato. E allora il trafiletto a pagina 17, vergognoso, che racconta di Monza, la tredicenne adescata e violentata da un cubano, pagina 17 di Libero. Pensava di averla fatta franca, invece è stato arrestato il cubano di 25 anni, ritenuto responsabile di aver violentato una ragazzina di 13 anni la settimana scorsa a Monza, lungo il canale Villoresi. L'ultimissima telefonata, pronto? Salve, Locatelli Milano, buondì. Ciao. Senta, per quanto riguarda le banche, ma guardate che le banche sono già diventate tutte speculative da quando siamo entrati in Europa. Questa unione di escrementi. Praticamente hanno rubato interessi a tutti. È saltato tutto. Ecco, non è cosa da poco. È dal 2002. Quando Clinton ha dato ordine che le banche diventassero tutte speculative e tutti gli interessi sono saltati. Ecco, tanto per dirne una. Cioè, la realtà è questa. Comprende? Comprendo, diciamo sì. Che mi fermo qui. Grazie Locatelli, ci hai messo sul tavolo, è un escremento, no? Mi spiace, quando è lì però sappiatelo, capito? Me ne vado, certo, nel bene o nel male. Sammy Varin anche quest'oggi vi ringrazia per il gentile ascolto, ma è una minaccia. Io ritorno tra voi alle 11 di questa mattina con il senatore Stefano Borghesi, parleremo di viabilità al nord, perché sembra che Salvini faccia soltanto il ponte sullo stretto, ragazzi, ma sai quante opere che si stanno compiendo qui al nord? Ne parliamo. Avremo un artista, anzi un gruppo indipendente che assomiglia troppo ai Maneskin, ragazzi, visto che i Maneskin non esistono più perché si è messo da solo a cantare la voce dei Maneskin, forse i Noblesin, si dice così, Noblesin, potrebbero prendere il posto dei Maneskin. Attenzione, ne parliamo alle 11. E poi il Segui la Lega con tutti gli appuntamenti targati Lega, feste a non stop ovunque in questi giorni al nord e non soltanto. Ci ritroviamo alle 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.